Vedi Italia? Io avrò anche le sfilate di pigiami, ma lei è sempre in accappatoio in qualunque posto, in qualunque stato, e lui gira in accappatoio. Buongiorno Giovanni. In realtà l'ho anche cambiato, era quello che Non ho capito il discorso del panorama. Mi devo lamentare con chi Ah. mi ha assegnato la stanza. Ah, Perché giusto il traliccio qua, ah. che è brutto, te lo faccio vedere io, guarda, eccolo. Ah. È là, brutto, pericoloso, fili della corrente. E poi se guardo un po' più a destra va anche abbastanza bene, dai. Però, cioè, per quello che io ho richiesto e ho pagato, Ah. non dovevo trovare questo. Pagamento in natura. Non si aprono? Mannaggia, non si aprono. Questi biscotti non mi vogliono. Vai più là, così facciamo le chiacchiere delle donne. No, non è buono, sai? Hai visto che brava? Non ho perso neanche una briciola. Aia. Oh. Ma io vengo a rubare il tuo cibo? No. Dai. Potresti farmi un po' di spazio in più? Io ti ospito su tutto il mio divano a casa. Neanche una briciola. Dai. Ti piacerebbe anche questo? Dai. Pensa ai miei gatti a casa da soli. Sì, sono a casa. No, non si mangiano i gatti. No. Pensali tutti a casa da soli. Stanno rilassando. Sono sul divano dove dormi anche tu ogni tanto. Quindi troverai l'odore di gatto sul divano. Non si mangiano i miei gatti. Guarda, sai. Non si mangiano. Aia. Hai prurito le orecchie. Vabbè, dai. Andiamo a mangiare? Guarda, ti sei grattata il naso. Chi è che disturba qua fuori? Visto? A meno che non attacca il drone. Gli ho detto riprendila col drone. È già Italia, devo fare il giro col drone, guarda chi c'è là. Sì, magari in GoPro la vedi in Ungheria. C'è un'aquila qua che gira. Colombo di Venezia. Ma che Colombo e Venezia, guarda che bella. Ma no. Cioè bella anche se io lo alzo a 10 metri, sono strasicuro perché che scende giù e lo prende. Perché Lo alzi di 2 metri, lei lo vede, viene più vicino, riprendiamo bene con la GoPro. Eh sì, poi lei mi vanta il drone. Ma va, qua c'è Giovanni, c'è Michele col barbecue. Cosa c'entra? Guardala. Guarda, è Italia, no, non la puoi vedere, porca miseria, adesso è davanti agli alberi. Guarda che meraviglia. Sì. Eh? No, Michele. Ah, Michele. Hai visto no? Beh, guarda, Michele sta grigliando, eventualmente avete pollastro. Cazzo, Italia, porca puttana, ho detto non vedrò riprovare il drone e andare in un posto nuovo. Ferma lì. Quindi è meglio comunque. Che ci ha dato? Sì, però non abbiamo corrente via. Problema. Dei bambi. No, i cerviati. Guarda Emi, no, non Vai puoi anche vedere. farne uno che se Guarda, non facciamo mi la siamo griglia. neanche accorte prima. Tanto fuoco. Guardate che fuoco. Ciao cerviato. Guardali. Guarda. Tre.
Mi vuoi vedere? Li vedi? No. Non li vedi? Guarda! Vieni di qua, amore. Un po' letta. Visto? Hai visto, Emi? Ai 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 ai. Guarda un altro animale, guarda che tipo di animale sarà. Cavernicolo. Hai visto? Vai che farne uno, Michele, vai. Però lo facciamo arrosto con le patate. Che buono che è, porco. Appunto, per togliere I fiori tipici e tutte robe tipiche. Michele nonno è tipico, cioè è tipico di Scorsese che parti là, dove dicono sempre le parolacce. Ma ora che era qua, ci arrivavamo subito al torrente, ho capito che noi dovevamo andare a vedere le cascate, però il torrente era qua attaccato, no? Guarda l'Italia, guarda che bella spiaggetta Italia, qua magari che è un po' più ferma. E anche di qua, sì, guarda che bei posti che ti porta a Singano, anche se ce l'ha presentato Francesco, quindi Italia di grazie Francesco e Marilena, che dovrebbero raggiungerci domenica quando piove. Sì, le tipo Adams anche a loro, sì. Ma che bello, bello, guarda, bello. Da tanto no, faccio queste passeggiate che secondo me quasi quasi si può mollare il CP che è qua che tira, ma sì, non passano macchine. Cane, c'è cosa di prima mattina? per arrivare alla cascata. 900 metri, Metri 200, sì. quella me le tengo in tasca. Andiamo dai. Proviamo, dai. Che la colazione deve ancora entrare in circolo. Pieno di fiori ovunque, giustamente io dovevo dire pieno di fiori ovunque quando i fiori erano indietro, adesso qua non ce ne sono più. E farfalle, oh almeno la farfalla, ciao farfalla. Si sentirebbe il rumore della cascata, no? Ma si sente un cazzo, si sente solo il torrente a destra. Guarda che bello se non fa gita scolaresca, Giovanni con il succhino, Non fa gita scolaresca, dai, quando andavamo col Grest, tutti quanti, con la scuola in montagna. No, ti diamo col gris. Guarda che bello, lui fa il preside Brontoion. E Giovanni l'alunno con i pantaloncini e dietro le femmine che restano sempre indietro. Guarda che romantico che raccoglie i fiori per poi darli a Giovanni, guarda che bel mazzetto che gli fa Giovanni, guarda, attento. Spero di trovare un modo bello venoso. Aspetta. Fai un per te. Dai, Mona. Dai, non vergognarti. Vai, Mona. Italia, dai. Tito fiori. Che forte sta ragnatela. È tutta... Che ragno è? Fa vedere. È un ragnetto ancora... Ah no, è una mosca impigliata. Una ragnatela, non a forma di ragnatela, ma a forma tipo di tessuto, no? Sai, con le zanzariere fine. Ciao farfalla. Non ho l'età. Oh, sei sempre ticco qui. Ma togliti te 200 metri qua. Ma ti gretto, Ma sì, io ora fatto per fare un scherzo. Se legge come legge gli altri cartelli, ciao. Cascata pista. Non è che era 2 chilometri. Punte. La cascata ti devi arrampicare super di qua, ma anche no, col cane e la bambina, la gioia, no. C'è sentiero selvaggio numero 1, sentiero selvaggio numero 2. Al point di Forneg, cascate sull'Arzino. Dal al... No ragazzi, No. cioè è molto distante, tu hai detto tira l'orecchio, non senti le cascate neanche un po'. Zitti, ascolto. E poi ha detto Giovanni qua griglia là che aspetta di lavarla. La griglia. A me scappa pipì e se ti vuoi disinfettiamo ben bene. Che bello, noi fidanzatini a manina, a scuola e dopo anche ci limoniamo in autobus e il pulmino che avevamo, quindi... farfallina, perché la GoPro non fa la macro? Vero che la GoPro non fa la macro? GoPro... No, nel dito! Farfallina! Ciao farfallina! Vai, aspetta che là a destra, vai da Michele! Attacca! Vai che l'ho ammaestrata! Vai!
Vieni con me, farfallina. Vieni. CP, hai un collega. Aspetta. Va piano, che non riesce, poretta. Ancora devo fare l'allenamento. No. Poi la farfallina. Ma guarda te, se io devo andare in giro... Con la farfalla in mano. Ecco cane, dai farfallina. Da un dito all'altro ti fa. Farfallina, mi pare a canzone di Luca Carboni. Dai, via. Adesso, minta il mio, tinta il tuo. Trova un bel fiore e deponilo. Sì. Allora, Lui di bianca cosa? e nera c'è anche, se vuoi mandarla assieme. E se dopo sbaruffano? Quello che dicevo anch'io, una è interista juventina, una è Non si milanista. sa mai. Ormai mi sono affezionato. Ascolta farfallina, monta qua. Guarda qua il fiore, guarda il fiore. No, vai il fiore, va via. Eccola, sta là, dai, va via. Sulla spalla. Questa è figa, questa è un po' diversa, ma se stesse ferma, non sta ferma con la farfalla. Italia, perdona le riprese, ma oggi non dovevano esserci, cioè doveva essere proprio un ritrovo per spegnere tutto così fra amici, e quindi se scappa qualcosa, boh, se no pazienza. Ovviamente qua GoPro perché... guarda questa che figale! Sì, l'ho vista prima, guarda questa. Nero coi puntini rossi. E questa azzurrina. Dove? Che forte! Altro che andare al farfallario. Vedi, sì, e io ho detto, ma non porto la Sony, guarda qua che macro che facevo. Quasi adesso che bisogna andare al torrente facciamo un salto in camper, mi prendo la Sony con l'obiettivo lungo e ci divertiamo, sì, guarda. Guarda che c'è anche il coleottero cucciolo. No, lo scarabeo cucciolo, guarda che è tutto cromato, lo vedi là a destra? Aspetta che inquadro mi manco, no, vedi troppo piccolo. È qua. CP come sculetta felice lei quando è in sbrindolo. Mirko cosa ride? Non so, non ho neanche risposto, devo ancora leggere. Guarda che bei prati, Michele, va ancora felice là, guarda. Passo la pemaia come... Bravo, come Andrea, è bellissimo, guarda. A parte i pai da corrente là, che vabbè, ma scondi i pai, fa finta. Non tanto che non è neanche incontro, ma così sicuro da Sarghia. Bomboni quelli, vanno di moda quest'anno i soffioni quelli grandi. Una volta li facevano piccoli così, adesso li fanno... Cane, non buttarti in acqua, sai? Che faccia da malani che hai, cara. No, dai Michele, dai. No. Mamma mia Michele, dai. Vieni qua, dai, mi fa senso. Dai, no che bianca la gioia, mamma mia. Perché suo mare non è che ti ammanina, no? Via. Lei guarda i genitori, gli dai tutti gli esempi. Insieme? No. Dai che te dai il cattivo esempio al mio cane. Cane, non imparare, vai dritto. Devo aver pestato una cacca tipica. Ma se non scappano vedendo la faccia di Michele, vuoi che scappino se facciano rumore? Adesso le fragoline? No, no, era una bacca, non mi ricordo, ma non mi sembrano fragoline, no. Ma no, se io fossi da solo mi perderei le ore qua a guardare tutti gli insettini nascosti, infrattati, i fiorellini, ma che roba. Ecco che bello che ogni volta che dico va che roba, finisce la roba che c'era da guardare.